Porto volentieri il saluto, quindi non c'è problema. Poi sapete, ha un cognome Monti che ogni tanto desta qualche brivido a qualcuno, no? Poi ha salvato, per me ha salvato l'Italia, però insomma ha fatto quel che ha potuto, no? Un saluto caloroso e vi ringrazio molto, non mi aspettavo di tanta gentilezza, di tanta disponibilità. Ho ascoltato con grande attenzione la relazione, la bella e molto condivisibile relazione di Adriano Rizzi, con i quali insieme con altri membri della Presidenza abbiamo avuto modo di scambiare nelle scorse settimane un po' di opinioni. Ci siamo detti che ci saremmo rivisti dopo i rispettivi congressi. Io sono stato rieletto per i cooperatori emiliano-romagnoli, no? Però insomma mi hanno rieletto perfino all'unanimità. Sono sicuro che Adriano verrà riconfermato oggi, quindi nei prossimi giorni, magari ai primi del prossimo anno, ci vediamo soprattutto per declinare quali possono essere le ulteriori aree di lavoro comune che possiamo mettere in campo. Abbiamo già tante cooperative che lavorano insieme, vedo qua il presidente del Friuli che saluto. Dobbiamo essere capaci, oltre alle cose importanti che stanno facendo tutte le nostre cooperative di consumo, il CON, delle cooperative che agiscono nella logistica, nei servizi, già, no? Già oggi cercare di capire che cosa si può fare per creare impresa, per creare cooperazione, per creare lavoro, ma anche per creare fiducia. Da un'indagine che abbiamo fatto con gli amici di SVG, sì, la gente ce l'ha ancora con la casta, ce l'ha ancora, no, con la politica, no? Tutte valutazioni che sappiamo. Io sono dell'Emilia Romagna e appartengo a quel 37,7% che è andato a votare, però insomma, e ci tengo e spero che insomma questi tengano botta, come si dice in termini un po' dialettali romagnoli. Però insomma abbiamo bisogno davvero di infondere capacità, concretezza e un'idea di fiducia. La gente, oltre che avercela con qualcuno, ha bisogno di capire qual è la via di uscita da questa situazione, quali sono le scelte fondamentali sulle quali ognuno, non a chiacchiere, ma tutti quelli che sono in campo mettono a disposizione idee e progetti e sono disponibili a condividerli. Questa è una nuova dimensione della solidarietà, la solidarietà tra i progetti. Noi nel nostro congresso abbiamo detto lanciamo ponti e riceviamo ponti per costruire progetti insieme che insieme al nostro bravo presidente nazionale Lusetti, che saluto perché è qua, tra l'altro è anche un caro amico e fratello, come ci diciamo spesso, insieme con lui proviamo davvero a superare ogni confine e a fare in modo che la convenienza dei progetti sia dettata dall'economicità e dal valore sociale per la nostra gente. Questa è la dimensione, il progetto cooperativo è impresa e persone, impresa e comunità, e questo l'ho trovato pienamente nella relazione di Adriano, che ringrazio. Grazie a tutti voi e auguri di buon lavoro e ci vediamo presto.